Quale direttore della Pinacoteca di Brera ho fatto il possibile perché un fondo d'archivio molto importante venisse reso noto, cioè la documentazione fotografica delle azioni per la messa in salvo delle opere d'arte delle valli, dei paesi, sulle Alpi e dei musei nelle città che si trovavano in zone a rischio nel primo conflitto bellico. Si tratta di una documentazione molto ricca, voluta dall'allora direttore generale Corrado Ricci, e racconta la storia di queste azioni eroiche per il salvataggio delle opere d'arte. Azioni eroiche perché erano ai limiti del conflitto e perché hanno permesso di mettere in salvo migliaia di opere d'arte, quadri dei musei, oggetti, ancone, oggetti di oreficerie, tessuti sacri e via dicendo. Nulla è andata perduto, si è trattato di una vera e propria strategia, cioè un'azione militare all'opposto, non per combattere ma per salvare. Salvare il patrimonio culturale di un paese è salvare la sua anima, salvare la sua essenza, e di conseguenza questi soldati che si vedono nelle varie fotografie che sono conservate a Brera, questi militari hanno svolto un compito altrettanto fondamentale come quelli che sul Piave hanno saputo resistere al nemico che stava piombando sui nostri territori. Una ricorrenza per i 100 anni della Prima Guerra Mondiale, ma non visti con i soliti occhi dei soldati in trincea, ma di soldati impegnati a salvare la nostra cultura, quindi anche un forte segno di identità del nostro paese. E qui che siamo nell'Unione Europea, quindi 28 paesi con 28 identità diverse che riescono oggi a dialogare, è un segnale importante. Così come è importante secondo me fare questo evento qui, cioè ricordare il primo conflitto mondiale e anche i 70 anni dal secondo di conflitto mondiale, proprio perché sono 70 anni che esiste questa istituzione, l'Unione Europea, che se non altro ha garantito proprio un periodo di pace così lungo per tutti i Paesi membri, quindi diciamo un risultato che oggi va riconosciuto, e per riconoscerlo bisogna ricordare il passato, ricordare i conflitti mondiali. Questo ha un senso doppio. È un progetto che parte da qui, ma che poi vedrà esporre queste fotografie in Italia, ma anche negli altri Paesi dell'Unione Europea, quindi una mostra itinerante che durerà 3 anni e che porterà questa testimonianza in gran parte dei 28 Paesi membri. Abbiamo scelto fra le fotografie conservate un piccolo gruppo significativo della strategia attuata in quegli anni in 2 momenti diversi. Da una parte le valli alpine e quindi abbiamo scelto la Valtellina perché era la più documentata, e dall'altra le opere auliche, le opere molto importanti come l'Assunta di Tiziano, che benché fosse conservata a Venezia alle Gallerie dell'Accademia, arriva poi in Lombardia e viene ospitata dapprima al Museo alla Ponzone di Cremona per arrivare poi a Pisa, e quindi la soprintendenza lombarda è stata coinvolta in prima persona. È molto interessante questo viaggio dell'Assunta perché
Vengono coinvolte la Marina, il 4° Battaglione Lagunari, che si prendono la responsabilità di organizzare il viaggio, di decidere in quali canali passare, partendo appunto dall'Accademia di Venezia, trainata su una specie di carretto, montata entro una grande cassa linea su un burchio e attraverso i canali arriva sull'Adige, poi arriva sul Po e risale il Po fino a Cremona. Viene trasportata via d'acqua perché in questo modo si evitavano i sobbalzi quasi inevitabili in un trasporto su terra. Quando finalmente arriva a Cremona devono aprire una finestra fino a terra per far entrare questa enorme struttura che rimane nella città per alcuni mesi per essere poi ritrasferita a Pisa, dove rimarrà fino alla fine della prima guerra mondiale. Proprio queste immagini raccontano come si spostavano le opere. Per esempio abbiamo la movimentazione di una grande crocifisso ligneo scomposto, smontato per essere messo in cassa, e vediamo che tutti partecipano, gli alpini e i sacrestani, la gente del posto, e tutti si sentono invitati a dare il meglio di se stessi. Per convincere le popolazioni i sovrintendenti erano andati dai parroci per pregarli di aiutare il popolo a entrare in questa logica che per loro era contraria, perché voleva dire allontanare le loro opere dai loro paesi, e di farlo dal pulpito, dalle chiese. Quindi qui noi vediamo veramente il ruolo che hanno avuto tutti per la messa in salvo di questo patrimonio. È una mostra che vuole essere completa, è una mostra che mostra cosa è stato fatto, ma è anche una occasione per ricordare nel Tempio della Parola, nel Parlamento europeo in questo caso, della parola tra l'altro in decine di lingue dei vari paesi europei, anche qualche cosa che invece è universale come linguaggio, la musica. Radio Veneto 1 ha portato la sua orchestra, un'orchestra eccellente, un'orchestra che ha permesso di far ascoltare a tutti noi delle pagine gloriose della nostra migliore musica, e di una musica che immediatamente ci porta alla bellezza della Serenissima. Musica di grande valore, interpreti di grande valore, e tra essi non si può non citare un ragazzo di 18 anni che al violino ha fatto dei miracoli. Insomma, nell'esaltazione della cultura italiana più evidente, il modo migliore per ricordare, per commemorare quanti durante la prima guerra mondiale hanno sofferto e in alcuni casi, in troppi casi, sono morti. Abbiamo voluto accompagnare l'evento della mostra fotografica con un segnale forte anche di cultura del nostro territorio, perché comunque la prima guerra mondiale ha visto le battaglie proprio nel Trevigiano, e con importanti scontri che hanno purtroppo anche visto parecchi morti e hanno coinvolto le nostre cittadinanze. Quindi mi sembrava importante abbinare quello che era appunto una mostra fotografica che parla in generale del salvataggio delle opere con una forte connotazione veneto, e quindi abbiamo voluto ospitare l'orchestra per la vernice di questa mostra.